Pianificazione delle emergenze e comunicazioni del rischio, con l'intelligence e la prevenzione, protagoniste di un convegno organizzato per questo sabato dall'Ateneo Friulano, che ha riunito a Palazzo di Topo Wasserman numerosi esperti per condividere proposte di lavoro a 50 anni dal terremoto del Friuli. Un incontro concretizzato nell'ambito del Master in Intelligence and Emerging Technologies, nel quale si è anche approfondito il ruolo dell'intelligence intesa come capacità di raccolta, analisi e interpretazione di informazioni strategiche. Qui vengono presentate delle linee di ricerca che ci dovrebbero aiutare a mitigare il rischio in futuro, fondate però su un'esperienza che qui è molto profonda e sentita. Quali sono le principali novità, gli sviluppi su cui formare e continuare a fare ricerca? In questo caso un'applicazione ragionata e calibrata delle nuove tecnologie. Penso che tutte queste occasioni di approfondimento non possono altro che consentirci di lavorare per migliorare le nostre procedure, le nostre scelte, i nostri investimenti, il nostro modo di comportarci. Quindi anche oggi un'occasione per fare questo, che affronta un altro grande tema che secondo me è molto trascurato, che è il tema della comunicazione, perché se tu non hai la capacità della comunicazione è ovvio che la tua capacità di intervenire nei momenti di crisi è sicuramente ridotta.